Il GUP di Venezia, Massimo Vicinanza, ha respinto il patteggiamento richiesto dalla Procura e dall'ex sindaco Giorgio Orsoni, che avevano concordato una pena di 4 mesi e 15.000 euro di multa. Troppo pochi, secondo il giudice dell'udienza preliminare, che ha rilevato come i comportamenti tenuti dall'imputato fossero molto gravi sia per l'entità del contributo illecito ricevuto, sia per la provenienza del denaro, sia per l'inevitabile rischio per la corretta gestione della cosa pubblica. L'accordo proposto dalla Procura sarebbe stato dunque troppo favorevole all'imputato, che ora dovrà affrontare il processo e fronteggiare senza sconti le proprie responsabilità. La pena pecuniaria di 15.000 euro, sostiene il giudice, è 100 volte inferiore a quella massima irrogabile se si tiene conto dell'entità del finanziamento illecito ricevuto. I PM che hanno coordinato l'inchiesta replicano che una pena certa, anche se minima, sarebbe stata preferibile a una pena più pesante, alla quale probabilmente non si arriverà mai considerato il rischio di prescrizione del reato. Orsoni, dal canto suo, rilascia una nota dove esprime una paradossale soddisfazione per la decisione del tribunale. Ora posso finalmente difendermi, scrive. La scelta di accettare il patteggiamento era stata dettata dalla necessità di tutelare l'amministrazione, ben consapevole della mia innocenza. Venuta meno tale esigenza, conclude, ho auspicato la soluzione odierna che mi consente finalmente di difendermi appieno nell'ambito del processo.